Abbiamo chiesto a Roma di dichiarare la Sicilia zona rossa per 2 settimane. Se non lo farà, provvederò con mia ordinanza nelle aree a maggiore incidenza di contagio. Lo ha detto ieri sera il governatore Musumeci, seriamente preoccupato per l'aumento dei contagi e di impressione dei sindaci delle città siciliane, terrorizzati anche e soprattutto per la mancanza di ristori destinati alle attività economiche e produttive. Confidiamo nei ristori e nel comportamento rispettoso da parte dei cittadini, dice Musumeci, rivolgendosi ai sindaci che chiedono misure più restrittive in vista dell'aumento dei contagi. L'assemblea dell'ANCI, presieduta da Leoluco Orlando, è tornata a riunirsi. L'inasprimento delle misure non può essere la risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini e cittadine, anche se Orlando non ha proprio chiesto la zona rossa per Palermo. Il nodo da sciogliere è quello dei controlli. È più difficile presidiare un'area rossa che confina con una gialla o arancione. Ci vogliono molti più uomini. Gli uomini per far rispettare le regole, come dicono i prefetti, non bastano. Arriverà intanto entro oggi la risposta del ministro Speranza, insieme al report settimanale della cabina di regia, per decidere il colore della Sicilia, ancora arancione sicuramente per poche ore. I criteri decisivi per entrare in zona rossa sono due: una valutazione del rischio alto ed un RT che nell'intervallo inferiore superi 1,25. La Sicilia ricade nel primo fattore, ma non ha ancora sfiorato il secondo. L'indice RT sarebbe poco inferiore a 1,20. Sul tavolo del Presidente è depositato anche un monitoraggio dell'assessorato alla salute sui 390 comuni siciliani. Nella lista del rischio più alto, oltre Palermo, Catania e Messina, ci sono decine di altri centri. Si sta anche affrontando in queste ore il tema della scuola dopo la sospensione delle vacanze natalizie e la leggera ripresa di elementari e medie poi sospese. I ragazzi dovrebbero rientrare lunedì 18 gennaio, ma si sussurra ormai da diversi giorni e con l'arrivo del colore rosso in Sicilia che la riapertura delle scuole sembra essere sempre più lontana. Alla luce del numero dei contagi che stiamo registrando negli ultimi giorni in Sicilia, ho appena chiesto al governo centrale, al ministro Speranza, di condividere la volontà di dichiarare già domani zona rossa a tutta la Sicilia. Se Roma non dovesse condividere questa nostra richiesta, io stesso sarò costretto a delimitare alcune aree in zona rossa. Abbiamo il dovere di correre ai ripari. La irresponsabilità di una minoranza non può costringerci a restare chiusi per mesi e mesi, quando invece il resto d'Italia riaprirà.